La tragica notizia è arrivata alla comunità di Strana ieri sera in tarda serata e si è subito diffusa soprattutto nella frazione di Ospedaletto dove vive la famiglia. Una comunità sotto shock, quella di Strana, che ancora fatica a credere alla tragedia che si è consumata ieri sera intorno alle 19 lungo la statale 47 all'altezza di Barco di Levico Terme in provincia di Trento, costato la vita a Stefano Favaro, 37 anni. L'uomo, giardiniere, stava facendo rientro a Ospedaletto dove viveva al volante del suo furgone quando, per cause che dovranno ora essere chiarite dalle indagini dei carabinieri di Borgo Valsugana, si è scontrato frontalmente con un camion che proveniva dalla corsia opposta. L'urto è stato violentissimo, Favaro è morto praticamente sul colpo, ferito il camionista trasportato all'ospedale. Pochi istanti drammatici che hanno spento per sempre il sorriso di Stefano, che il sindaco Gasparini ricorda così. Mi hanno descritto Stefano come un giovane sempre pronto a stare in compagnia, con la battuta, ma anche un grande lavoratore, appassionato proprio del suo lavoro di giardinaggio. In attesa che venga fissata la data dei funerali, tutta la comunità di Strana si stringe intorno ai genitori e ai fratelli di Stefano. Io non posso che esprimere la vicinanza mia e di tutta la comunità di Strana ai familiari che stanno vivendo questo momento di grande dolore.